Nino Di Giacomo e il dottore Pietro Muraria nuovamente assieme, 19 anni di sponsor, di sponsor della Rio Casamia. 19 anni di amicizia soprattutto, perché è importante questo connubio amicizia sponsor. Dunque quest'anno siamo di nuovo in gareggiata, speriamo che tutto va bene, ma penso che il principio mi pare che sia importante. Ancora la squadra deve cercare la giusta amalgama, però tutto sommato mi è sembrato ieri una prestazione ottima. Nino, si ritorna in A2, con quali obiettivi? La società è pronta, le atlete si stanno preparando bene? Gli obiettivi sono di centrare la salvezza, il nostro obiettivo minimo, poi tutto quello che verrà sarà soddisfacente. La novità di queste ultime ore è che finalmente abbiamo trovato casa, che la SEAP Dalle Cardillo giocherà al Pala Moncada, e colgo l'occasione per ringraziare la proprietà, l'Accademia dell'Avvocato Iacono, che ci hanno dato questa possibilità. Hanno dimostrato veramente un senso altissimo dello sport, perché era un mio sogno quando hanno costruito il Pala Moncada nel 2011. Pensavo, dico, chissà se posso avere il piacere di giocarci. Il sogno si è avverato, grande disponibilità, abbiamo visto anche in questi primi giorni che abbiamo allestito il campo, abbiamo visto tanta collaborazione, faremo anche qualche allenamento al Pala Moncada, quindi ci sono tutte le condizioni per fare bene. È un campionato tosto, è un campionato nazionale a 2 gironi da 11, nel nostro girone abbiamo un derby che è la prima partita di campionato. Il 17 di ottobre inaugureremo la nuova stagione al Pala Moncada col derby del Marsala, cosa meravigliosa fare la prima partita e inaugurare la nuova casa della SEAP Dalle Cardillo. Il primo obiettivo è di mantenere alta la motivazione che hanno le ragazze, infondendo molta fiducia e garantendo l'impegno comunque da parte mia. Ecco, lei cosa? Sì, ovviamente l'obiettivo sul campo è raggiungere nel breve tempo possibile la salvezza. Ecco, quale sarà il suo valore aggiunto che lei metterà con la sua esperienza affinché questi obiettivi si possano raggiungere? Anche se non si direbbe, vorrei tenere alto l'entusiasmo che le ragazze hanno. Non si direbbe dal mio temperamento, che sembra abbastanza freddo, ma questa è solo un'etichetta e una maschera, ma mi piace lavorare con molto entusiasmo. Per noi è motivo di grande prestigio poter collaborare e condividere con la società di pallavolo il palazzetto, il Pala Moncada. Oggi non è soltanto un momento di gioia per la Fortitudo e per la pallavolo, ma per tutto lo sport agrigentino, perché inizia un progetto di condivisione di valori di sport, ma soprattutto di promozione dello sport nel territorio agrigentino. Quindi è un nuovo inizio che investe sia noi in questo ruolo, ma tutta la cittadinanza, quindi è un buon inizio per tutti.